Queste pietre sono il frutto dell'invenzione di Pinuccio Sciola, questo straordinario nostro autore, questo artista meraviglioso che ci invidia in tutto il mondo, le cui opere, le cui pietre tra l'altro stanno viaggiando in tutto il mondo. Ed è bello che da un masso, perché forse questa era una trachite qualunque, e lui l'ha incisa, l'ha lavorata e ne ha fatto diventare uno strumento musicale dove escono i suoni. C'è una bella frase che ho letto da qualche parte ultimamente, quando San Francesco d'Assisi insegnava e parlava con gli uccelli, parlava con gli alberi, con le foglie, parlava con gli animali, col lupo, e c'erano le pietre che invece tacevano perché non potevano dire nulla. Le pietre allora erano mutte. Oggi invece anche le pietre possono parlare, possono anche cantare, possono anche suonare, e lo fanno in maniera molto semplice, ma in maniera melodiosa, in maniera molto dolce, grazie alle mani magiche di un signore che viene da Macomer. Quando nel 1955 nacque a Macomer, pian pianino divenne musicista, pian pianino divenne un grande artista, pian pianino fece la scalata a quella che è la storia della nostra musica sarda. Mi piacere presentarvi Dino Madau. Dino, a leggere il tuo curriculum, io ho sorriso un pochettino perché a un certo punto ho letto Kim and the Cadillac. Te ne ricordi? Magari te ne ricordi? Beh, ovviamente ci hai suonato Sammy Barbot, incredibile, Giorgio Canariello. Questi sono gli autori, artisti con i quali tu ti sei confrontato finché non hai trovato anche questo momento. Ecco, parliamo di questo momento, parliamo di questo strumento. Allora, io sono nato come chitarrista, pianista, violinista. Il giorno che Pinuccio mi disse: Dino, perché non provi a suonare le pietre sonore? E io gli dissi: ma Pinuccio, una pietra che suona non esiste. Ho provato queste pietre sonore e ho visto che davano dei suoni bellissimi, perché dopo ve li farò sentire. Però io li volevo abbinare a qualche altra cosa. Non per niente, nei miei concerti che ho fatto in tutto il mondo, da Toronto al Sydney, adesso non è una cosa, il 26 parto a Singapore, è una cosa nuova. Ho suonato con l'orchestra di Demo Borselli a Canale 5 con 70 elementi d'orchestra, con una pietra. Io usavo una pietra con i fiati, tutte queste cose. Loro si sono adeguati ai miei suoni, è stata una cosa bellissima, che mi hanno detto: Costanzo, mi ha detto: ma tu devi stare con noi. E ho fatto 2 anni a Canale 5, non è poco, con una pietra. Bellissima questa. E niente, io lo sto portando adesso in giro in tutto il mondo, a prescindere dalla pietra. Adesso sto usando queste campane in ceramica, che sono delle campane fatte da una mia amica che io ho accordato giustamente per quello che devo fare, dove adesso porterò in giro, a parte le pietre sonore, le campane. Speriamo che vada bene anche questa volta. Non abbiamo dubbi, naturalmente. Io ti lascio alle pietre sonore, ai suoni, pensando semplicemente a un mio ricordo personale. 3 anni fa sono stato con mia moglie in viaggio ad Assisi, alla Basilica di San Francesco, ed è stato bellissimo arrivare lì nella piazza di San Francesco e vedere esposte le pietre di Pinuccio Sciola. È stato un momento molto particolare, perché vuol dire che la Sardegna riesce a entrare nei cuori di tutti quanti. Grazie per te che riesci a estrapolarne l'anima da queste pietre. A voi. Prego, Dino.
Grazie Dino, è stata una cosa bellissima questa, ma ne hai ancora voglia di far ascoltare qualche cosa? Dopo sì. Allora l'omaggio te lo diamo dopo. Per il momento ti lasciamo e lasciamo la gente anche con questa magia che sei riuscita a creare. Dino Madao.